Prova. Prova, siamo in diretta, sì signori, eccoci qua, benvenuti a tutti. Allora, oggi è il 2 aprile, data importantissima per l'umanità perché casca l'anniversario, detto così, importante in cui ci ha lasciato Giovanni Paolo II nel lontano 2005, ma per il Volano Volley è anche una data importante perché oggi è la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Come voi sapete, il Volano Volley è impegnato per il sociale e quindi oggi, nonostante ciò, noi mandiamo un saluto ai ragazzi della Locanda dal Barba che rappresentano proprio il nostro impegno sociale, oltre a quello che ci tiene impegnati con la... Scusate se adesso mi viene in mente, volevo dire la giornata contro la violenza sulle donne, che ovviamente per il comune di Volano è una giornata che va prolungata con ogni giorno, e come potete vedere le ragazze del Volano Volley indossano questa maglia. Quindi oggi celebriamo sia le donne ma anche l'autismo e oggi però è anche tempo di partite da giocare. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli, siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 12ª giornata campionato di Serie B1 Girone B. In campo ci sono la Rotoplas Volano Volley di Luca Parlatini e la Warmul Volley Gorley di Stefano Rossi. Andiamo subito coi roster e torniamo tra poco. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Era appena finito in realtà. Allora entriamo proprio al momento decisivo perché sono in campo le ragazze che ascoltano proprio il messaggio della violenza sulle donne e la capitana Jessica De Val consegna la maglia alla numero 8 Ilaria Sala. Benvenuti nella bella Biancorossa, oggi con la foto siamo molti la pasta un po' di cose, ci divertono. Perfetto, allora stanno per entrare in campo le squadre. Allora, se mi sentite un attimino stanco, vi avviso che oggi ho fatto un po' di corsa in un altro sport perché sono stato anche allo stadio Briamasco a fare un'altra partita da telecronista, quindi
Abbiate un attimino pietà di me. Sì. Ci siamo allora, stiamo per conoscere gli starting six della partita odierna. Vamos, gol di Giove. Intanto con numero 3, Milano, Anello. Con numero 7, Anna, Marcestini. Con numero 8, capitano, Milano. Numero 11, Tranella, Pileto. Con numero 17, Alice Poni. Numero 18, Francesca. Il video numero 2 Milano Odoli. Il numero 3 Stefano Rossi. Ci siamo allora. Accendiamo i motori. Però non ci sono i semafori, come direbbe un certo Carlo Vanzini, telecronista di Sky Sport Formula 1. E ragazze, però cariche. Alice Teli, il primo servizio è affidato nelle sue mani per la Warmon Volley Gorle. Fischietto in bocca, parte il match, quindi scatenate l'inferno perché si parte. Palla su Bellini. Piero Boni in bugger proprio per Bellini, pallonetto. Difende la palla Teli. L'attacco vincente di Berrera. 1-0 per Warmur Volley Gorle. Primo punto per Warmur. Ricordiamo che la Rotoblas viene da 2 vittorie consecutive nei doppio derby trentino con Argentario all'andata 3-0, ritorno 2-0. Da 2-0 a favore della Rotoblas, 3-0 anche qua. Arriva l'Ace a favore di Alice Teli, 2-0 il punteggio. Ancora di nuovo Teli al servizio. Ovviamente saluto anche il mio compagno di viaggio Alan Berloffa e lo scoutman Andrea Zeni che dopo mi darà gli appunti. Bellini out. 3-0. La novità di questa partita è che torna nel ruolo di titolare Caterina Pucnik dopo il lungo stop fisico che l'ha privata per quasi mezza stagione. Mancherebbe solo la capitana ufficiale Emma Galbero. De Val salvato da Anello. Brava Piera. Piero Bon prima salvataggio e Petrusiello attaccare, neanche stavolta è andata bene. Via via. Odoli in free ball per la Rotoblas. Bonafini. Bellini ancora out. 4-0. È arrivato subito il time out e andiamo subito con gli sponsor. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri,
Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Col fischio dell'arbitro entriamo in diretta all'Arena Biancorossa 4-0 a favore delle ragazze di Stefano Rossi. Le ragazze nero-arancioni. Servizio ancora di Alice Teli su Pucnik. Bonafini in bagger dal lato sempre di Bellini. E arriva il primo punto anche per Alice Bellini. Dopo 2 out. Primo punto anche per Bellini. 1-4, quindi primo punto anche nel repertorio della Rotoblas. Servizio di Bonafini. E arriva l'Ace. Sì, 2-4. 2-4. L'Ace di Bonafini. L'ultima MVP della partita della Rotoblas all'Arena Biancorossa. Punto vincente questa volta di Anello. Sì, 2-5 il punteggio adesso a favore della squadra di Stefano Rossi. In mezzo. Anna Malvestiti. Anna Malvestiti, scusate. Bellini in bagger riceve. Bonafini in bagger a palleggiare. L'attacco di Carlotta Petruziello vincente. 3-5 punteggio. Il servizio adesso c'è Bellini. Attacco di Anello. De Val. Ottima. Sfrutta la free ball in back, non ti dico. 4-5. Alice Bellini al servizio. Ancora Bellini al servizio. E arriva l'Ace. Vale la parità. 5 pari. Dopo un iniziale break di 4-0 per le ragazze di Rossi. Parità di nuovo. Bellini ancora lei. Stavolta sul libero. De Val però questa volta non rischia. Bonafini dal lato di Petruziello. Murata. 6-5 il punteggio. Sesto punto per Warmo Volley Gorle. Francesca Berera al servizio per Warmo Volley Gorle. Attento il servizio su Caterina Pucnik. Bonafini al centro per De Val. Difende Odoli. L'attacco di vincente di Ilaria Anello. Vale il 7-5. 7-5 il punteggio. Servizio ancora di Berera. Riceve Piero Bonafini. Prova l'attacco Pucnik, però Odoli concede una free ball ancora a Pucnik. E ancora Odoli. E 2 volte, 3 volte. 6-7. Caterina Pucnik firma il sesto punto per la Rotoblas. Jessica De Val al servizio. Vediamo il servizio di Jessica, battuto sul numero 17 Teli. L'attacco vincente di Ilaria Anello. 6-8. Va proprio Ilaria Anello al servizio. Ok, si può riprendere Ilaria Anello al servizio. Battuto su Caterina Pucnik. Bonafini al centro per Livia. Che firma anche lei il primo punto. 7-8. Livia 3 soldi.
Carlotta Petruziello al servizio adesso per la Rotoblas. Riceve, credo, Anello. Sala, l'attacco di Teli vincente perché va a toccare il tetto nonostante la difesa della Rotoblas. 9-7 punteggio. Daniela Pilepic al servizio. Pucnik. Buonafini. Livia ancora lei ad attaccare. A sfiorare il tetto. Non è andata a buon fine. Attacco il pallonetto. Livia deve provare a mandarla dall'altra parte. Pucnik, Muro. 9-7. Muro vincente. Caterina Pucnik. Muro vincente. 8-9. Adesso c'è sempre un punticino a separare le due formazioni. Battuto il servizio di Pucnik. L'attacco di Teli Murata, però la palla resta nella metà campo di Trento. Pallonetto di Bellini che non è andato a buon fine. Odoli. Da sempre Teli in attacco. Bellini difende la palla. Petruziello l'attacco. 9 pari. Brava Carli! 9 pari. Carlotta Petruziello firma la parità all'Arena Biancorossa. E ora il servizio dovrebbe esserci, se non vado errato, Pucnik, ancora lei ovviamente. Teli, Sala, l'attacco murato di malvestiti. Pucnik, no! Ed è vincente. Vantaggio Rotoblas, 10-9. Caterina Pucnik. Servizio su Teli. Sala, ancora Teli vincente, 10 pari d'attacco. Mani out. Servizio è di Ilaria Sala. Bellini riceve. Buonafini, sempre dal lato di Bellini. Col tocco stavolta sì. 11-10. Avalli! Time out per la Warmon Volley Gorli. Pausa sponsor. Eccoci nuovamente in diretta, 11-10 punteggio. 11-10 a favore della Rotoblas Volano Volley, che nonostante il primo time out era sotto di 0-4, al momento siamo ritornati a galla. Livia Tresoldi al servizio. La chiamata battuto su Teli. Tutta la settimana che batte. Odoli out. No. L'autocat, passa in mezzo. Chiede il secondo arbitro chiama il tocco di Deval. 11 pari. 11 pari quindi. Passata in mezzo. 11-10 allora era il punteggio, adesso siamo 11 pari. Sì? Teli. Bonafini. Deval. 12-11. La capitana 12-11. Aurora Bonafini al servizio. Battuto su Anello. Sala. L'attacco vincente di Berera. 12 pari.
Servizio affidato nelle mani di Anna Malvestiti. Vediamo il servizio. Con un trombone che spara le onde acustiche fortissime. Petrucciello. L'attacco non va a buon fine perché c'è la difesa di Teli. L'attacco invece di ancora Berera vincente. Di nuovo vantaggio per la Warmouth Volley Gorle. 13-12. E ora Malvestiti. Impegno in rete. 13 pari. Alice Belline al servizio. Fa tutto il servizio. Oh, attenzione, De Val. Muro vincente 14-13. Monster, pop. Ancora Alice Bellini al servizio. Battuto sempre sul Malvestiti, però un'altra free ball. Pucinic. Murata stavolta riceve Odoli. Dall'altra parte l'attacco Murata. Ilaria Anello Murata. De Val Petrucciello. 15-13. Bellini in servizio, sempre su Malvestiti. Sala, pallonetto, salvato miracolosamente Petrucciello, pallonetto. Non va a buon fine perché c'è la difesa di Pile Pic. L'attacco, 2 volte miracolo. Ancora nella metà campo della Warmouth, dall'altra parte. L'attacco ancora difeso. Però c'è ancora la free ball. Attenzione, attenzione free ball ancora per la Rotoblast. Dall'altra parte Petrucciello. Tre miracoli Rotoblast. E dopo il punto è nostro. 15-13. 3 miracoli definitivi e dopo un grande attacco di Petrucciello. Vale il 16-13. Ancora Bellini al servizio. Battuto. La palla è out, mi sa di pochissimo, sì, peccato. Però nulla macchia. Luca ci ha provato a fare servizio di Berera. Bonafini dall'altra parte. Pucinic, vincente. Attacco. Nulla da fare per Ilaria Odoli. 17-14. Jessica De Val al servizio. Battuto il servizio su Anello, Sala. L'attacco vincente di Anello proprio. Dentro con le mani, Carli, dentro. Ilaria Anello, l'autrice dell'ultimo punto, si prepara al servizio per la Warmouth Volley Gorle. Battuto il servizio su Pucinic. Bonafini dal lato di Petrucciello. L'attacco viene murato, però un po' di difficoltà, però la palla è sempre a metà campo di gol. Pallonetto, salva Bonafini. Piero Bon. E Petrucciello ha provato l'attacco sul nastro, però non la tocca nessuno. Si spegne in rete. 16-17. Sempre a favore della Rotoblast. Però si è assottigliato il distacco. Ancora Ilaria Anello per la Warmouth Volley Gorle. Tutto su Bellini. Buona fin dal lato sempre di Petrucciello. Pallonetto col tocco. Sì. 18-16. I due Rotoblast. Carlotta Petrucciello,
al servizio. Fa tutto il servizio su Sala, però free ball. Livia 3 soldi non si fa fregare. Forse Stefano Rossi potrebbe chiamare il timeout. No, si sta preparando per guardare il servizio. 19-16. Ma tutto il servizio. Arriva l'Ace. 20-16. Adesso è pronto il timeout che arriva adesso. Pausa sponsor. Siamo di nuovo in diretta dal pala rosso, diciamolo così, pala bianco rosso, anche se dopo vengo discriminato. Arena bianco rosso di Volano, 20-16 il punteggio. Il servizio ancora di Petruziello, autrice dell'ultimo ace. Odoli, attacco in pallonetto di Teli che però non va a buon fine. Petruziello con l'ausilio del net salva Berera. Petruziello, buone Petruziello, però free ball per la muro di Pucinic. Peccato, per poco, free ball. Bellini, Bonafini, Livia, pallonetto. Attacco al centro senza muro. Salva Piero, attenzione, Pucinic. 21-16. Nelle difficoltà si vedono le leonesse. Piero Bona e 3 soldi erano fuori gioco. Cambio per la Warmu vuole Gorle. Esce Berera ed entra Negri ed esce Ilaria Sale ed entra Facoetti. Quindi cambia di posto i palleggiatori all'opposto. 21-16. Servizio è per Petruziello. Oh, arriva l'Ace. Ilaria Anello si fa scappare la palla. 22-16. Cambio anche per un altro cambio. Esce proprio Ilaria Anello ed entra Isabella Russo. 22-16 più 6 Rotblas. Massimo vantaggio di questa partita. Servizio di Petruziello con l'ausilio del net. Negri. Attacco. Mamma mia che botta. Attacco di Faccoetti. Che ha centrato in piena fronte Petruziello. Daniela Pilepic al servizio per Warmu vuole Gorle. 22-17 il punteggio. Ok, si può battere allora. Di Pilepic su Pucinic. Bonafini. Livia 3 soldi. 23-17. E il nostro fan numero 1 fa scattare il coro, che però voi non potete vedere. Però prometto che per la prossima partita installiamo una cam speciale. Solo che il nostro regista in seconda non è attivo oggi. Bellini. Attenzione. Muro, Teli e free ball. Bellini, Murata, Pucinic ha una mano, Bonafini, Livia dall'altra parte.
24-17, Livia 3 soldi. Set ball Rotoblas. Caterina Pucinic al servizio. Più 7 adesso. Battuto. Livia Mura. Attenzione. No. Livia 3 soldi. Centrata. Ai. Bruttissima notizia questa. È stata presa in piena, credo, da... Non ho visto chi era il numero, la giocatrice. Livia che ce la vuole provare a stare in piedi. Vediamo. Però forse 24-17. Aurora Tomasi prenderà il posto di Livia. Allora parla Tomasi per il posto di Livia, 3 soldi. Adesso ci sarà da capire se Livia però dovrà stare fuori per tutta la partita o se è solo una semplice botta. Livia però attenzione. 24-18 comunque. Viene assegnato il punto alla Warm vuole gol. Pensavo che avesse fischiato una doppia perché... Ah, forse è quello le proteste di Livia. È per quello che Livia protestava. Per il punto dato alle avversarie. Servizio di Facquetti su Bellini. Bonafini. Tomasi. Chiude Aurora. 25-18. Allora andiamo con gli sponsor e torniamo tra poco. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Eccoci qua, nuovamente in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Secondo set di partita, il primo set si è concluso per 25-18 per la Rotoblas Volano Volley. Allora, vediamo i punteggi che sono stati stilati grazie al nostro scoutman Andrea Zeni. Vi ricordo che inoltre alla fine della partita vi verranno detti anche... Scusate, forse vi ci arrivo. Ovviamente a fine partita vi faremo la grafica che poi domani mattina potete trovare sui nostri social Volano Volley di Instagram e Volano Volley SD, pagina Facebook. Allora, comandano i punti di Carlotta Petruziello con 6 punti, 5 i punti di Caterina Pucnik, poi 4 punti per Livia Tresoldi e Jessica De Val. Ricordiamo che però Livia si è dovuta far fasciare il piede perché è stata centrata in pieno da una giocatrice della Warm Volley Girl sul 24-17 e poi il punto è diventato a favore delle avversarie. E poi un punto per Bonaffini e Aurora Paola Tomasi. Attacco vincente di Berera. I punti invece a favore del Warm Volley Girl sono stati 4 punti per Alice Teli, 4 per Francesca Berera e 4 per Ilaria Anello. Quindi potete già intuire che sono stati 12 punti di squadra e soli con 6 errori. Mentre dal lato Rotoblas solo un errore a favore. Quindi vuol dire che praticamente hanno dovuto farsi tutto un set senza sbagliare. Petruziello, murata, salva Bonafini. Dal lato di Bellini che però non era in condizioni di attaccare. Free ball che la Warmon sfrutta sempre con Beretta. Francesca Berera firma il secondo punto. 2-1 a favore della Warm Volley Girl. Servizio out di Anna Malvestiti. 2 pari. Alice Bellini al servizio. Praticamente l'unico punto fatto dalla più errore della Rotopla è stato il servizio che si è spento in rete. Deval, free ball per la Rotopla da sfruttare con Caterina Pucinic. 3-2. Servizio di Bellini molto insidioso. Muro in attacco però non tocca il tetto, quindi ancora palla per la Rotoblas. Attacco murato. Petruziello. Oh, attenzione. Difeso da Teli. E Bellini non riesce a difendere questo pallone. 3 pari. L'attacco è di Berera. Se ho visto bene. 3 pari. Francesca Berera al servizio. Lo possono 1997. Battuto il servizio. Attacco di Petruziello salvato da Ilaria Sala. Odoli, attenzione. Teli ha dovuto spostare il suo libero. Teli in bugger. Attacco pallonetto di Anello che non è andato a buon fine. Petruziello che neanche stavolta l'attacco è andato a buon fine. Odoli dal lato di Anello. Murata Anello. Odoli ancora. Free ball. Bellini. Bonaffini dal lato di Pecinic. Attacco viene murato e non va a buon fine neanche questo. Attacco di Anello, murata nel campo nostro. Peccato. 4-3. Nuovo vantaggio per i Warm Volley Girl. Adesso siamo sul 4-3. Servizio che si spegne in rete di Berera. Rientra Livia Tresoldi. Quindi possiamo confermare che si è trattato solo di un piccolo incidente di percorso per Livia.
Battuto il servizio di Deval, out. 5-4 per War Moon Volley Golle. Quindi rientrerà, eccola qua, Piero Bon al posto di Deval. Adesso vediamo come starà in campo Livia, perché bisogna capire le sue condizioni. Però se è entrata in campo probabilmente non dovrebbe trattarsi di nulla di serio comunque. Servizio out della War Moon Volley Golle che riporta di nuovo la parità. 5 pari punteggio all'arena biancorossa. Tutto il servizio su Anello. Si è provato Ilaria Sala. Chiama la doppia Luca Parlatini, ma non è di questo video né il primo né il secondo arbitro. I due arbitri sono Alberto Libralezzo di Venezia e il secondo è Riccardo Grasselli di Vicenza. Sempre che non abbiano cambiato le sezioni dal momento in cui ve l'ho annunciato. E arriva il punto vincente di Alice di Carlotta Petruzziello. 6 pari. Caterina Pucinic al servizio per la Rotoblas. Battuto l'esplosivo del net. Attacco di Teli, difeso da Petruzziello. Bonafini dal lato di Bellini. Efficiente. 7-6. Caterina Pucinic al servizio. Andiamo al servizio di Pucinic. Difende Sala ma non... E fa il punto Livia! Livia è tornata. Caterina Pucinic. Battuto il servizio su Odoli. Palleggio di Ilaria Salimbacher. Difende però Piero Bon. Al centro Pucinic. Sì, quarto tocco purtroppo, sì. 8-7. Adesso il servizio va proprio alla capitana Ilaria Sala. Servizio battuto su Bellini. Bonafini proprio nel lato sempre di Bellini. C'è Bellini. Livia Stresoldi al servizio. Attenzione, no, quarto tocco, esatto. 10° punto Rotoblas, 10-7. Ancora Livia Tresoldi al servizio. Va tutto il servizio. Tu arriva. Sì, Ace. 11-7. Time out per Stefano Rossi, quindi pausa sponsor. Lo decido io. (11-7) Arena Biancorossa di Volano. Volano volle 11-7.
di nuovo in diretta per questa 12ª giornata campionato Serie B1 girone B. Attenzione, Odoli, attacco in pallonetto di Berera, non va a buon fine, difende Livia Tresoldi. Bellini, Murata, Pucinic dall'altra parte però. Odoli, l'attacco Teli non va a buon fine. Buona Fini. Oh, attenzione, difficoltà questa volta però. L'importante è essere riusciti a metterla dall'altro lato. Livia a sfiorare il tetto. Pucinic. 17, gran difesa di Livia Tresoldi. A baciare il muro. Anzi, a baciare il tetto. E poi l'attacco di Pucinic. 17. Servizio battuto su Teli. Sala. Attacco di Malvestiti che non è andato a buon fine. Prova il pallonetto. Bellini non va a buon fine. Dall'altro lato pallonetto. Ancora Tresoldi a salvare. Pucinic il pallonetto. Sono andati in due sulla palla. Questa era complicata. Sala. Malvestiti. 8º punto per la Warmo Volley 2. Alice Telli al servizio. Comunque grandi complimenti a Livia per questa grande sequenza tra servizio e difesa. Petrucciello. Qui 13-8. Come 13 sono i punti del set. Come il numero di maglia di Carlotta Petrucciello, che è l'autrice del punto. Attenzione. Attacco di Anello Murata. Dall'altro lato pallonetto. Murata ancora un'altra volta. Stavolta Malvestiti. Dall'altro lato Murata 2, 3. Mamma mia. No, Sala dall'altra parte ancora per Retta. E stavolta tocca il muro. 13-9. Malvestiti. Scusate, stiamo preparando una cosa per voi. Vediamo se riusciamo a farla. Deval. L'attacco non è andato a buon fine. Attacco stavolta Deval Mura. Ilaria Anello Murata da Deval. 14-9. Alice Bellini al servizio. Battuto su Odoli. Sala. Attacco di out. L'attacco di Berera. 15-9. Ancora Bellini. Servizio. Attenzione. Attacco velocissimo di Pile Pic. Vincente. 10-15. Berera. Bellini riceve il servizio. Deval Murata. No, quarto tocco, sì. 15º punto per la Warmo Volley Gorle. Servizio di Berera. Pucinic. Difficoltà stavolta per la Rotoblas a fare questo attacco. Scusate, Anello Murata però resta nella metà campo. Murata 2 volte. E vincente il muro. Deval.
Errore del secondo arbitro che pensava ci fosse un cambio, ma in realtà Livia a 3 soldi. Fuori dai 3 metri. Cambio del libero col centrale. Esatto. Però l'arbitro pensava fosse il cambio normale. Allora, servizio di Deval. Piccola gaffe del secondo arbitro. Tutto il servizio, Sala. Dal lato di Pile Pink. Attenzione, salva Petruziello. Pucinic si è dovuto impegnare. Al centro per Vincente l'attacco di Teli. 12-16 punteggio. Ilaria Anello al servizio per Gorle. Tutto il servizio su Pucinic. Nappini. Livia! Livia 3 soldi. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio su Anello. Sala. Attenzione l'attacco di Berrera che non va a buon fine. Salvato da Petruziello. Pucinic il pallonetto Doli difende. Sala dal lato di Teli. Stavolta è vincente. Tocco sul muro. Siamo sul 13-17. Pile Pic, Daniela Pile Pic. 15 gol, 17 all'Autogol. Tutto il servizio su Bellini. Pucinic. 18-13. Caterina Pucinic, l'autrice dell'ultimo punto, si prepara al servizio. Pucinic out. 18-14. Piuttosto la installo qua e me la giro io. Servizio di Faccoetti. No, scusate, Ilaria Sala volevo dire. Buona fine. Livia. 15-18. Dai raga, dai, via, via. Un altro punto mangiato alla Rotoblas. Pronta Ilaria Sala al servizio. Però c'è il time out per Luca Parlatini. E noi andiamo con gli sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Bayern ha vinto questa partita, quindi adesso rischiamo anche di perdere a tavolino. Allora, 18-15 punteggio, rientriamo in diretta all'Arena Biancorossa di Volano. Ilaria Sala su Bellini, l'attacco di Bellini, un altro attacco out. 16-18. Dai, via questa, via. Servizio di Ilaria Sala su Piero Bonafini dal lato di Petruziello. Eccolo Carlotta Petruziello. 19-16. Dai, Livia. Livia 3 gol del servizio. Tutto il servizio.
sì. Bonafini. Jessica difende Sala. Dal lato Teli difende con un po' di difficoltà Livia. Copri. Bellini pallonetto. Non va a buon fine neanche stavolta Odoli. Adesso. Attacco. Ah, con l'ausilio del net Alice Teli fa il punto. 17-19. Proprio l'autrice dell'ultimo punto si prepara al servizio. Alice Teli. Bellini. Bonafini. Dietro. Petruzziello. Out. Altro attacco out. 18-19. Adesso c'è solo un punto tra le due formazioni. Forse Luca potrebbe chiamare un altro timeout. No, si prosegue, quindi ancora Teli al servizio su Pucinic, la stavolta il servizio Bellini, Murata, Petruzziello, scusate, Pierobon non è riuscita a difendere questo murone. Di nuovo parità 19 pari, forse adesso Luca chiamerà il suo ultimo timeout. Eccolo qua e noi andiamo con gli sponsor. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Eccoci nuovamente in diretta. Di nuovo parità all'Arena Biancorossa. 19 pari. E la squadra di Stefano Rossi è riuscita a ridurre un distacco molto lungo di 5 punti. E adesso si è riportata in parità. Adesso però c'è una free ball che può sfruttare. Attacco e pallonetto. Sì, vincente. Prima vantaggio di nuovo Warmo Gol e Gorle 20-19. Ancora Teli al servizio. Bellini e free ball ancora per Warmur. Muro 0 per Malvestiti. Vale il +2. Ancora Teli al servizio. Blerona Tasciolli prenderà il posto. Bellini, sì. Per migliorare la ricezione forse. Battuto. Tasciolli a ricevere, Bonafini. Petruzziello. Hanno difeso ancora bene Teli. Dall'altro lato, pallonetto di Anello, vincente, 22-19. E ora 3 punti di vantaggio. Alice Teli, ancora al servizio. Ucinic. Pallonetto di De Valle che non va a buon fine. Odoli dall'altro lato, in mezzo alle mani del muro l'attacco di Berera, però non è andato a buon fine. Tasciolli difende Odoli anche con l'aiuto del muro. L'attacco, attenzione. Pucinic al centro, Odolian difende Sala. Pallonetto difende Bonafini. Petruzziello ancora una volta difeso da Sala. Palleggio di Odoli, out. No, punto per la... Ah no, invasione? Invasione di chi? Di Certo. chi? Coglione di chi?
19-23. Servizio per sempre per Warm Volley Goal, che adesso comanda con 4 punti questo set. Attenzione, vincente un'altra volta Teli. 24-19 il set ball per Warm Volley Goal, che adesso hanno fatto un break, credo, di 8 punti. Vucinic. Oh mamma mia. Tasciolli, free ball. Per chiudere. Chiude. Malvestiti chiude. 25-19. Andiamo con gli sponsor e torniamo tra poco. Bravo! Per noi ovviamente doccia gelata questa. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Uno zero nove.
Allora, siamo di nuovo in diretta. Avevamo qui un attimo il nostro fan numero 1, quindi volevamo stare un attimo tranquilli. Allora, questo è il riassunto del secondo set. 3 punti per Bellini, Petrucciello, Pucnik e Livia Tresoldi. 2 punti per De Val. Dall'altro lato, di Berera, 4 Alice Telli, 4 Malvestiti, 2 Ilaria Anello e 1 il capitano Ilaria Sala. 17 i punti di Warmove Volley di squadra, quindi 8 errori da parte della Rotoblast. Gli hanno consegnato 14 punti per 14 punti di squadra, 5 errori invece a favore della Rotoblast. Super murone di Bellini, quei 3-1. Servizio di Bonaffini. Sala, pallonetto murato da Petrucciello. Sala ancora dal lato di Anello. È vincente l'attacco. 2-3 punteggio. 2-3 hanno Malvestiti. Sì, uno pari. Muro di l'attacco di punto di Petrucciello. Bellini il pallonetto, difende Malvestiti. Sala dall'altro lato, vincente l'attacco di Berera. 3 pari. Tre pari. 8. Malvestiti, servizio su Bellini, Bonaffini al centro. Ma per chi? Nella zona di nessuno. Anello, pallonetto. 4-3. Lascia che lasci qualcun'altra, no? È partito il campo. Malvestiti. Riceve Piero Bonaffini. Petrucciello. In campo la palla, sì. 5-3. Difficoltà un pochettino al palleggio adesso. Time out per Luca Pallatini e noi andiamo in pausa sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Il 4 il punteggio per la Warmove Volley Gorle, che sta comandando al momento questo terzo set. Servizio di Malvestiti, out, no, in ace. 6-3. Ha provato a battezzarla out, credo Bellini, ma Bellini, Bonaffini, Petrucciello però non se la sente ad attaccare free ball per Warmove Volley Golle, murata De Val. Bruttissimo l'attacco di Anello che scatena l'ira di Stefano Rossi.
In effetti questo è stato un attacco. L'attacco poteva essere sfruttato meglio da parte delle ragazze bergamasche. Il servizio di Bellini Ace 5-6. Stavolta si spegne in rete. 7-5 il punteggio. Servizio su Bellini. Pucinic nella zona di nessuno. L'attacco nella zona dove non c'era nessuno e vale il terzo punto. 6-7. Vertica De Valle servizio. Odoli riceve, buona Sala. Murato l'attacco di Pilepic. E due Mura. Monster block, monster 7 pari. monster block. De Val su Anello. Sala proprio Anello ad attaccare. Murata. Salva Pucinic. Buona fine. De Val dall'altra parte. No. 8-7. Sette a 8. Fa tutto su Pucinic. Bonafini. Pucinic. Vincente. 8 pari. Carlotta Petruziello al servizio. Servizio su Odoli. Sala. Attacco di Teli. Un po' murata ma non va a buon fine. Livia Murata. 9-8. Ancora Livia ad attaccare. Murata un'altra volta. Carlotta. Out. 10-8. Attacco out di Petruziello. Ritornano 2 punti di svantaggio adesso. Ancora il servizio di Pilepic. Bonafini. Pucinic Murata. Livia deve difendere. Bonafini. Ancora Pucinic. Pallonetto. Non va a buon fine. Attacco. Pucinic out. Neanche la buona sorte purtroppo ci aiuta. 11-8. Siamo adesso. Time out, andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta, 11-8 all'Arena Biancorossa, terzo set di partita.
Vi ricordo, il primo set si è concluso a favore del Volano Volley per 25-18, il secondo a favore di Gorle per 19-25. Si spegne in rete il servizio. 9-11. Servizio di Pucnik. Anello, Sala, pallonetto di La tirata asciutta. No. Bellini. Oh, attenzione. Livia difende Bonafini. Livia si spegne sul nastro. 12-9. Aurora Tomasi prende il posto di Livia. 3 soldi. Dai, Livia, dai. Poi chiedo un'informazione al nostro scoutman Andrea Zeni. Bellini riceve il servizio. Petruziello attacca, salva, difende Odoli. Sala. Sala difende miracolosamente Piero Bon. Però c'è una free ball adesso. Che Gorle non sfrutta. Petruziello. C'è il tocco, sì. È anche in campo addirittura. 12-10. Sembrava esserci il tocco, invece era addirittura nettamente in campo. Servizio di Aurora Tomasi. Attacco in pallonetto. Niente da fare per Aurora Paola Tomasi. 13-10. Servizio di Teli. Bellini vincente. 11-13. Servizio out. 11-14. Malvestiti al servizio per Gorle. Servizio su Piero Bon. Bonafini dal lato di Petruziello. Altro attacco out. 15° punto per Gorle. Ancora Malvestiti al servizio. Stavolta out. 12-15. Alice Bellini. Servizio suo. Attacco al centro di Pilepi che non va a buon fine. Pucinic difende Odoli. Centro sempre. Stavolta l'attacco di Teli non va a buon fine neanche stavolta. Petruziello out. Sì. Carlotta Petruziello mani out. 13-15.
Bellini con l'audio del net. Non va a buon fine il suo servizio. Pallonetto. Ah, De Val. Provato a metterci una mano. Mi si è ritorta contro. 16-13. Jessica Berera al servizio. Pucini curata, salva Bellini. Ancora Pucini ad attaccare. Difende Gorle. Attacco di Anello che non va a buon fine. Bonafini, lato Petruzziello. In campo. In campo. 14-16. Jessica De Val al servizio. Dai campo. E arriva l'Ace. 15-16. Ancora De Val al servizio. Su Odoli. Pala. Attacco stavolta di Filipic, va a buon fine. 17-15 per Gorle. Ilaria Anello al servizio. Fa tutto il servizio su Bellini. Bonafini dal lato di Petruzziello. Mani out. 17. Dai, 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 dai! Andiamo, andiamo! Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Carlio! Hop, hop, hop! Carlio! Tutto il servizio. Teli difende con difficoltà. Piero Bon. Attacco di Pucinic. Oh, attenzione. Dal lato di Pucinic. Sì! 17 pari. Cambio per la Rotoblat. Rosita Civetta per Aurora Bonafini. Vai, no! Carlotta Petruzziello su Odoli. Pallonetto di Pilepi che non è andato a buon fine. Pucini! Vantaggio Rotoblat. Dai! Vantaggio Rotoblat. Time out per Warner Goller. Diciotto a 17. Petruzziello sul servizio. Berera. Salva Petruzziello, buona Piero Bon. Ancora Pucinic ad attaccare Odoli. Sale in bugger ancora per Berera. Ah, in due sulla palla, attenzione. 18 pari. Non si sono, Dai, raga, dai, questo! non si sono capite Petruzziello e Bellini. Peccato, 18 pari adesso.
Dai, era Pile Pic. Il servizio. Bellini, attenzione. Pucinic. Free ball per Gorle. Pallonetto. Pucinic salva. Rosita in bugger. Con un'altra free ball. Sempre dal lato di... aveva fatto un miracolo Petruziello. 19-18. Leonata Sciolli per Bellini. Dai Alli, dai! Dai Ble, dai! Adesso ancora Pile Pic. 19-18 per Gorle. Riceve Pucinic. Rosita Civetta per Pucinic. 19 pari. Dai, Cate, dai, Cate, dai! Caterina Pucinic al servizio. Battuto su Teli. Sala. Al centro l'attacco di Malvestiti. 20-19. Daria Sala. Bellerone Tasciolli. Buona Civetta. Tasciolli, mamma mia che... Out. Dai, raga, dai! 21-19. Buona fine, Bellini rientrano, mi sa. Sì. Quindi Civetta e Tasciolli escono per... Dai Alli! Alla sala al servizio sul 21-19. Bellini riceve. Buona fine dal lato di Carlotta. Inizia 21. Andiamo raga, andiamo, dai! Aurora Paola Tomani dal servizio. Servizio su Odoli. Sala. Mamma mia che attacco di... La rete, chi l'ha toccata la rete? I Malvestiti. Merde! La rete! Del Cile! Sveglia! Servizio. Buona fine. Bellini in pallonetto. Vincente 21-22. Dai! Sempre -1 tra le due formazioni. La rete è questa? Servizio di Bonafini. Riceve Anello. Anello ad attaccare. Out. L'ha toccata al muro! 22 pari. Attacco out di Anello. Servizio di Bonafini. Berere in bugger. Free ball per la Rotoplas. Da sfruttare assolutamente. Petruziello. 23-22. Petruziello. Questo l'hai visto? Time out.
23-22. Nuovo vantaggio Rotblast. Allora, finale incandescente di questo terzo set. Aurora Bonafini. Attenzione. Murone di Davide! 24-22 Davide! Il muro vincente! Monster block. Monster block. Set Morrotto Black! Servizio di Bonafini. Battuto. Sala. Dal lato sempre. E 25-22. Valurone. Vale il secondo set nostro. Deval. Monster block. E andiamo qui, sponsor. Monster block. Che fuga si fa! Sono finiti i gatti a Volano! Magna gatti! A Bruce che lo quell'altro! Carichi in questo fine set, quindi non è... abbiamo avuto un piccolo imprevisto con gli sponsor. Allora vi dico intanto il sistema dei punti di questo terzo set, che si è concluso per 25-22 per la Rotblast, che almeno un punticino se lo porta a casa. 7 punti per Petrusiello, 5 per Bellini, 5 per Pucinic, 1 Olivia Tresoldi, 1 Bonafini, 2 Deval. Poi dal lato Gorle 4 punti per Verera, 3 per Teli, Malvestiti e Anello e 1 per Pilepic. 14 punti di squadra per Warmo Volley Gorle, 8 punti su errore. Dal lato nostro Volano Volley 21 punti di squadra, 4 su errore.
Secondo set, scusate, il quarto set inizia con 2 punti di vantaggio del Warmo Volley Gorle su queste due azioni. Ha tutto il servizio su Pirobon. Petrucchiello out. 3-0. Di pochissimo, ma era out. Servizio di Pilepic. Arriva lei. Di qua. 4-0 per time out per Luca Parlatini. Andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta. 4-0 per Warmo Volley Gorle. Le picche sul servizio su Pirobon. Bonafini. Petruzziello difende proprio Pilepic. Arriva al quinto punto. 5-0 per Gorle. Servizio battuto su Bellini. Bonafini. Bellini. Attacco con il buon fine. Pirobon però. Abbiamo una free ball che sfruttiamo con il ball. 1-5. Allio. Allio. Servizio di Bellini. Si impegna in rete. 6-1. Dai. Via. Attenzione. Ah, fallo di rotazione, quindi 6-2, quindi 5-2. Solo lui. Sembrava un punto fatto per il Gorle. Vuole l'arbitro. E poi è arrivato questo fallo di rotazione subito dopo. Stavolta out il servizio. 6-2 Gorle. Scate. Ilaria Sala al servizio. Tutto su Bellini. Bonafini dal lato di Pucini. Murato il suo attacco però. Godoli. Velocissimo. Attenzione. Pallonetto salva Pucinic. Bonafini dal lato di Petruzziello. Muratta. Vai. Niente da fare. 7-2. Porta ragazze. Out. 3-7 punteggio. Rientra Livia Tre Soldi. Jessy. De Val. Servizio. Petruzziello. 4-7. 4 punti avanti per Sì, Carli.
Jessica De Val al servizio su Anello. Attacco sbagliato di Teli. 5-7. Sempre con Jessica De Val al servizio. Battuto il servizio su Odoli. Attacco al centro. Vincente. 8-5. Servizio di Teli su Piero Bon, buona fine. Vucinic attaccare ma non va a buon fine. Anello difende Piero Bon, buona fine sempre dal lato di Vucinic. Anello ad attaccare. Niente. 9-5. 9-5. Dai, raga, dai, adesso! Alice Teli, ancora lei al servizio. Servizio su Birobon. Buona fine al centro, 3 soldi. Livia! 6-9. Brava Livia! Servizio di Petruziello, out. 10-6. Sempre più 4 tra le due formazioni. Adesso il servizio Anna Malvestiti. Malvestiti. Ora il servizio. Bellini. Bonafini. Livia Muratta. Bellini dall'altro lato per Pucinic. Sì! Caterina Pucinic. 7-10. Brava Cate! Ora! Caterina Pucinic. Servizio su Teli. Sala. Anello. Out. Sì. Toccata! 8-10. Toccata! Cate. Pucinic battuto sul servizio. Murata Livia! 9-10. Monster Block. Time out per Warmugol e pausa sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. -1 tra Gorle e Rotoplat Volano Volley. Siamo nel quarto set, che può essere decisivo. Dove 10 per Gorle. Servizio di Pucinic su Tedi. Sala. Anello. Difende Bellini. Petruziello. Muro out! Muro out! Sì! Muro out!
10 pari. Ale, lotta vincerai, non ci lasceremo mai. Ale, Servizio di Pucnik, sempre su Teli. Sala, tacco, non va a buon fine. Bellini pallonetto, difende. Sala, Pucnik a difendere, Bonafini dal lato di Bellini. Fa il vantaggio della Rotoblat adesso, 11-10. Ancora Kate al servizio. Ace! Caterina Pucnik. Servizio di Caterina Pucnik. Servizio su Teli, scusate. Anello. Difesa da Piero Bon. Copri. Bellini pallonetto che non va a buon fine. Attenzione, Murone! Livia! Monster 3 Bucks. di 13-10. Monster Bucks. Ancora Kate al servizio. Caterina Pucnik al servizio. Out, peccato però. Cioè, ci può anche stare. Servizio ora c'è Berera. Battuto. Ah! Ace di Berera. Stavo cercando di leggere il labiale di Luca Parlatini. Servizio ancora di Beretta. Sempre. Un altro ace. 2 su 2 di Berera. Sempre su Piero Bon. Prima lungo e adesso corta. Ancora Berera al servizio. Stavolta su out stavolta. 14-13. Vai Livia. Battezzata out da Bellini e ci ha visto giusto. Livia. Scende. 14 pari. Battuto il servizio d'Anello. Bellini vincente. 15-14. Servizio. Via. Pallonetto, free ball, vediamo dall'altro Petruzziello. Oh, free ball. Sempre dal lato di Petru. 16-14. Sedici a 14. Aurora Bonafini nel servizio. Odoli. De Vallo, attenzione. Sala. Manu. Out.
Erroraccio di Pilepi che ci regala il 17° punto. Chiara Negri prende il posto di Ilaria Sala. Aurora Bonafini al servizio. Servizio battuto sempre su Odoli. L'attacco non è andato a buon fine di Berera. Quello di Petrosello, sì! 18-14. Time out per la Warm Core Golden. Ok, 18-14. Di nuovo in diretta all'arena biancorossa. (18-14). Battuto il servizio di Bonafini, no! L'ha salvata Doli. Bellini. E c'è il tocco. 19-14. La serie sì, che ne c'ho Maldini. Carlotta. Più 5. Rotoblas. Battuto Bonafini, stavolta out. 15-19. Daniela Pilepic al servizio. Battuto su Piero Bonafini al centro per Pucnik. Difende sempre Pilepic. Dall'altro lato Teli, ritirata da Bellini e De Vol. 20-15. Sta Jessica perché era là. Bellini non ha neanche esultato più di tanto. Bellini e Alice Bellini 21-15 più 6 Rotblast. Allio 1-15 ancora Bellini. Bellini! Dai conduiti di fila! Isabella Russo al posto di Ilaria Anello. Più 7 Rotblast 22-15. Mio Dio, Alice Bellini. Allio Vediamo il Bellini su Odoli. Teli, Muro, peccato. 16-22 comunque. Adesso al servizio Chiara Negri. Ok. Ecco il servizio di Chiara Negri. Bellini. Bonafini al centro De Val. De Val. La capitana. La capitana.
23-16. Mancano 2 punti. Mancano solo 2 punti. Jessica De Val al servizio. Battuto. Attenzione. Negri. Pallonetto. Livia Tresoldi. Provato un attacco un po' difficile. Carlotta Petruzzello 17-23. Questa, raga, questa. Cambio di nuovo. Ilaria Anello entra al posto di nuovo di Isabella Russo. Tutto il servizio su Bellini. Bonafini dal lato di Pucinic. Difende stavolta la... sì, Gorle. Petruzzello. Ci ha provato. Ci ha provato Piero Bon. 18-23. 5 punti adesso tra le due formazioni. Pronto il servizio di... Dai questa! No, c'è il time out, quindi andiamo con gli sponsor. Allora, di nuovo in diretta, 23-18. 5 punti tra Gorle e Rotoblast. 2 punti separano la Rotoblast dalla vittoria. Servizio di Teli. Bellini a ricevere. Bonafini. Livia! -1! Match ball Rotoblast adesso. 24-18. Carlotta Petruzzello al servizio. Carlotta, battuto il servizio. Negri. Anello Murata. Incredibile davvero. Terza vittoria di fila. La vittoria della Rotoblast 3-1 e 3 punti in cassaforte, che vogliono dire salvezza ancora più vicina. Allora, direi che l'MVP oggi Non lo stringo. no, però per me, allora per la grinta in campo Livia Tresoldi, ma direi per i punti Caterina Puccic. Allora, grandissime ragazze. Allora, grazie ad Andrea Zeni, nostro scoutman, Fabrizio Save, Alan Berloffe in regia. E allora vi lasciamo con l'MVP e all'appuntamento alla prossima con Buznago in trasferta. Buona serata a tutti. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the
bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Just the bones take you. Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones? Do you feel your bones start to shake? Just the bones take you. Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones? Do you feel your bones start to shake? Just the bones take you. Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones? Do you feel your bones start to shake? Just the bones take you. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Ora sono noti di eletti per l'elezione dell'ultima serata. Abbiamo in campo il nostro Michele Monti che si sono rimasti finire il buon lei dell'ultima serata. Dell'ultima serata è l'atleta del buon volley numero 13 Carlotta Petruzziello. Una confezione di vino del Borgo di Posto di Milano, sponsor di Buono Volley Autoglass.